Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Purda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, audio video giornale, seconda edizione odierna del nostro spazio informativo. Questa mattina, come sapevate, eravamo a Gorizia per la diretta in merito all'inaugurazione del nuovo punto vaccinale all'interno dei padiglioni dell'Ente Fiera. Avremo tra poco 2 servizi riepilogativi. Prima però una notizia di cronaca, perché la Polizia di Stato ha sanzionato nella giornata di ieri per aver violato la normativa antipandemica 5 persone. 3 giovanissimi sono stati fermati e identificati poco prima della mezzanotte in piazza Goldoni da personale della questura impegnato nel controllo del territorio a Trieste. Successivamente, pochi minuti dopo, 2 donne sono state notate in viale D'Annunzio. Tutte e 5 le persone non hanno fornito agli operatori giustificazioni in merito alla loro presenza in strada a quell'ora. Vi ricordiamo che è in corso la visita della ministra Gelmini, questa mattina era a Trieste, incontro con il presidente Fedriga. Fra poco più di 3/4 d'ora, perché ci sta ascoltando in questo momento in diretta, ci sarà un importante incontro a Pordenone nella sede della Camera di Commercio Alto Adriatico per una firma, una convenzione molto importante nel territorio, e poi la sua visita si chiuderà nel tardo pomeriggio presso la sede della Protezione Civile di Palma Nova. Allora, dicevamo, questa mattina eravamo a Gorizia, abbiamo fatto una diretta, abbiamo sentito il sindaco e gli altri protagonisti. Adesso andiamo a vedere un po' nel servizio il riepilogo in merito al nuovo punto vaccinale. Taglio del nastro questa mattina con presentazione ufficiale alla stampa del nuovo centro vaccinale sorto a Gorizia, ricavato nel padiglione 2 del quartiere fieristico di Via della Barca. 10 box attrezzati, di cui 5 già operativi. Un lavoro certosino tra amministrazione comunale, azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Camera di Commercio della Venezia Giulia e Regione Friuli Venezia Giulia. Non semplice allestire e disporre della struttura rispettando tutti i dettami in tema sicurezza verso i pazienti e verso gli stessi operatori sanitari durante le vaccinazioni. Un iter lungo, ma alla fine che ha pagato con successo. Dalle 14 verranno sottoposti a vaccino di Pfizer destinato agli over 80 e residenti nel capoluogo e nell'ex territorio della provincia del Friuli orientale. La stessa Asugi conta di mettere a regime tutti i box disponibili a breve. Questa nuova location dà ossigeno al vicino ospedale, deviando tutte le vaccinazioni fino al termine dell'emergenza pandemica all'interno dell'area della fiera di Gorizia.
Questo, come detto, è il servizio riepilogativo. Dalle 14 saranno operativi 5 dei 10 box disponibili. È già una cosa importante, come detto, per quanto riguarda insomma anche dar respiro al vicino ospedale, vista la fase 3 della pandemia in corso. Adesso andiamo a sentire, abbiamo raccolto proprio velocemente una dichiarazione dell'assessore regionale Riccardo Riccardi in merito al discorso dei vaccini, cioè AstraZeneca e via dicendo. Allora, sentiamo le dichiarazioni proprio veloci raccolte con l'assessore Riccardi. Ci scusiamo un po' per la qualità dell'audio, ma abbiamo dovuto fare, come si dice, in fretta e furia. Vediamo la dichiarazione. AstraZeneca, apriremo le agende della grafica tra 79 e 75. E va anche chiarito che l'AstraZeneca è un vaccino che può essere somministrato ad alcune persone, mentre ad altre viene sconsigliato se hanno delle particolari patologie. Quindi è importante che il cittadino si rivolga al suo medico, alle strutture sanitarie, per chiarire come, se presenta alcune patologie, è evidente che a quel punto rientra in aree diverse rispetto all'utilizzo di AstraZeneca. Ci sono novità sul possibile arrivo di Johnson Johnson? No, la vera informazione è che Johnson Johnson è stato approvato, quindi aspettiamo. Fiduciosi che anche questo sia un altro strumento che viene messo in disposizione. Queste, come dicevo, le dichiarazioni dell'assessore Riccardi in merito ai due vaccini, uno per quanto riguarda l'AstraZeneca e due per quanto riguarda gli eventuali sostituti in corso d'opera. Adesso cambiamo argomento, parliamo di rifiuti, perché in Friuli Venezia Giulia durante il primo semestre del 2020, quindi durante il lockdown, gli imballaggi che hanno evitato la discarica conferite al sistema CONAI in modo differenziato sono aumentati 56.400 tonnellate, oltre 5 punti percentuali rispetto alle 53.500 conferite nel primo semestre del 2019. Lo rende noto il CONAI in occasione della giornata mondiale del riciclo, tracciando un primo bilancio sulle performance sostenibili del Friuli Venezia Giulia, regione in cui la tendenza è superiore alla media, pari al più 1%. E adesso restiamo in tema di riciclo con un altro servizio che ci è appena giunto da Trieste. Assessore Scoccivarro, la Regione Friuli Venezia Giulia è impegnata nell'economia circolare. Quello di oggi, il protocollo firmato, è il primo atto di un esempio di questo obiettivo. Certo, un esempio, siamo i primi in Italia a portare avanti questo progetto di economia circolare con due grandi aziende a livello mondiale, la Nestlé e Lilly, in collaborazione con i gestori dei rifiuti andremo a riutilizzare le capsule del caffè esauste, quindi un progetto che da pilota vuole diventare un esempio in tutta Italia perché va nel senso di quella che è il nostro mission di economia circolare. Noi 2 anni or sono, quindi molto prima del governo attuale, abbiamo nella nostra giunta messo anche fra le deleghe quella della transizione ecologica, dello sviluppo dell'economia circolare, questa ne è una conseguenza. Poi avremo progetti di più ampio respiro nei prossimi decenni, ma partiremo subito per anticipare di 5 anni il Green Deal europeo, anche qui essere leader non solo in Italia ma in Europa, per diventare una regione sempre più verde e fare i compiti a casa in 4 anni invece che in 5, rispetto a quello che sarà appunto arrivare a emissioni zero nel 2050. Progetti molto ambiziosi e di lunga vision e che si chiamano appunto nipoti, proprio perché andiamo incontro a quelle che saranno le future generazioni. Una notizia di sport, purtroppo una notizia luttuosa, perché è deceduto a 48 anni Alessandro Albanese, già calciatore delle formazioni giovanili del Monfalcone, nonché appassionato di sport e anche un ottimo allenatore. È morto causa la pandemia questa notte all'ospedale civile della città dei Cantieri. Con questa notizia chiudiamo qui l'edizione giorno, vi diamo appuntamento come sempre intorno alle 18:15 per Linea Sera, chiaramente nel corso del pomeriggio aggiornamenti con video notizie o notizie attraverso i famosi breaking news, attraverso le nostre pagine social e anche attraverso il nostro sito.
13:57 di oggi, mercoledì 17 marzo. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Un saluto anche a coloro che ascolteranno in replica questa edizione del nostro audio video giornale. Dunque appuntamento intorno alle 18:15 con Linea Sera. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.